Continuiamo questa carrellata di bellezza e simpatia qui a Mister Topolini. Io sono Rocco e sono qui per farvi conoscere gli aspiranti al titolo di Mister. Come questo baldo giovane ve lo presento. Il numero 12. Nome e cognome? Alessandro Alzetta. Alessandro. Allora, Alessandro mi ha detto sono molto timido, ti prego, stai tranquillo Alessandro, siamo tra amici, ti stanno guardando circa 50-60 mila persone, quindi una roba tra di noi. Senti, parlaci un po' di te, piuttosto chi sei, da dove vieni, dove vuoi arrivare, perché sei qui? Ok, allora io sono Alessandro Alzetta, sono nato in Brasile, i miei genitori sono italiani, sono stato adottato quando avevo 6 mesi. Io frequento l'istituto Sandrinelli, indirizzo sociale. Quindi provieni da una terra bellissima, quella del Brasile. Mi dicevi che tu hai anche un trascorso da calciatore. Sì, ho giocato a calcio nella squadra Daumia, ma quando ero molto piccolo. In realtà la mia carriera sportiva è stata soprattutto l'atletica. L'atletica, ecco, io ti invito a guardare la telecamera che hai una faccia molto simpatica. Vabbè, l'atletica. Però sai, i brasiliani si dice che siano molto portati magari per il tocco del pallone. O no? Tu forse più per l'atletica. Sì, sicuramente. Vabbè, oh, guarda che è un grande campo. Speriamo che magari tu possa portare a casa. Ma non faccio più. Ah, non fai più, peccato. Allora te lo dico io qual è il tuo futuro. Mister Topolini. Magari. Cosa ti aspetti? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, cioè ho tanti sogni. Forse il primo sogno è diventare papà. Mamma mia. Tenero, batuffolone. Va bene. Beh, è una bella cosa quella che dici. Quanti anni hai? 19. 19 anni, così giovane, insomma, un maschietto per magari fare che cosa? Insegnare a giocare a pallone, andare al cinema, cosa vorresti? Una squadra di atletica. Una squadra, l'allenatore quindi. Sì. Allora voglio far figli. E un altro sogno mio è di lavorare nel mondo della moda, magari nella pubblicità. Ho fatto anche un book già, ho partecipato a Mister Trieste e vorrei continuare su questa via. Bravo, hai fatto bene, scrivete Mister Topolini, magari ti aprirà una strada verso questo futuro. Adesso mi devi guardare la telecamera e mi puoi salutare e dire tutto ciò che vuoi. Allora, saluto innanzitutto mia mamma che mi segue e mi voterà, e saluto tutta la mia famiglia, gli amici, la mia ex fidanzata, e saluto anche... E basta, è tutto, il professore, lo zio, la zia. Scherzo, dai, in bocca al lupo allora per questa esperienza, divertiti. Votatemi. Ciao. Ciao.